Un nuovo appuntamento per la rubrica Pedagogisti Clinici. Oggi ospite nei nostri studi il dottor Maurizio Saravalli. Vediamo il servizio. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i pedagogisti clinici. Oggi abbiamo con noi il dottor Saravalli. Dopo aver parlato la scorsa settimana del rapporto tra un adolescente e la propria famiglia e dell'intervento del pedagogista clinico in questo contesto, oggi ci spostiamo un po' per parlare delle situazioni, delle difficoltà che va a affrontare un adolescente nell'inserimento nella società, come ad esempio nell'inserimento nel mondo del lavoro. Lei mi accennava a un cambio culturale di questa generazione rispetto agli anni precedenti. Che cosa è cambiato, ecco, in questo senso? Il cambio culturale a mio avviso è stato notevole. Da dopo gli anni '80 in poi si è iniziato a vedere i giovani ridurre la loro capacità di fantasizzare, di prevedere un loro futuro. Adesso se chiediamo a un bambino, un ragazzo, ma a volte anche al giovane adulto, cosa farai da grande, troveremo delle non risposte. Non so, forse farò. Quindi l'incapacità di vedersi. Una delle cose che dovremmo tornare ad insegnare proprio ai nostri giovani è prevedere il loro domani, cioè imparare a sognare, perché i sogni sono proprio alla base delle passioni. Attraverso queste passioni il bambino prende una strada educativa, un futuro lavoro e vivrà anche il futuro lavoro in modo appassionato. Ecco, una delle cose proprio che ho notato è questo, l'incapacità di vedersi domani. Ecco, come mai secondo lei c'è anche questo timore da parte di un giovane, parliamo di un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, no? Questo timore nei confronti del futuro? Il timore nasce quando non riesco a vedere non solo il mio domani, ma anche eventuali conseguenze di scelte che io vado a generare. Nel momento in cui io prevedo anche le eventuali difficoltà, ne vado a prevedere anche come risolvere i problemi che mano in mano mi troverò dinanzi. Purtroppo siamo arrivati a un momento in cui viviamo l'oggi per oggi. Non preoccupandoci, o almeno preoccupandoci, ma non pensando subito al domani. La parola che più fa terrore oggi è precario. La parola precario conduce la vita non solo del giovane, teniamo presente anche persone di mezza età che perdono il lavoro. Ecco, la parola precario è la parola che è l'indice di vita delle persone che vivono oggi. Ecco, e quindi questo implica anche un'ostilità, se così la possiamo chiamare, a uno spirito di ribellione anche spesso da parte di un adolescente, qualche anche difficoltà a costruire delle storie sentimentali importanti. Oggi più che a motti di ribellione si vedono motti di rabbia. Il futuro, certo, il futuro fa paura. Il futuro fa paura quando non riesco a prevederlo, non riesco a saggiare le mie qualità e quindi a capire come mi posso adattare a questo futuro. Ecco, il matrimonio è all'apice di questa paura. Tenga presente che il matrimonio arriva a conclusione di una grande passione, di una passione che c'è tra due persone che portano a prevedere un percorso in due, quindi con obiettivi comuni che vanno a mediare tra le personali aspettative di ciascuno dei due partner. Ecco, allora in vista di questo, lei per concludere come pedagogista clinico cosa si sente di dire, di consigliare ai giovani che stanno affrontando questo cambiamento molto importante che rappresenta proprio una decisione, una scelta che sarà poi per la vita, no? Come pedagogista clinico l'unica cosa che mi sento di dire è provate a tornare a sognare. Sognare non piccole cose, non le piccole cose che potete acquistare in un supermercato o in un negozio qualunque, ma sognare in grande.
puntare in grande, puntare a progetti grandi. Bene, grazie dottor Saravalli per essere stato con noi. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento dedicato all'approfondimento sulla professione del pedagogista clinico. Grazie.